TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Alle ore 12:30 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelfranco Veneto in via Circonvallazione Ovest a seguito del ribaltamento di un'auto articolata in corrispondenza di una rotonda. All'arrivo sul posto, la squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto ha provveduto a mettere in sicurezza il mezzo, intercettando la perdita di gasolio e di AdBlue che fuoriusciva dai serbatoi. Illeso il conducente del mezzo. Sul posto presente anche la polizia locale. Ancora cronaca. Giovedì scorso la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso nei confronti di un cittadino marocchino classe 1978, residente a Treviso e già gravato da precedenti per reati contro la persona, condannato in via definitiva per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali consumate nei confronti dell'ex coniuge. Il 47enne ad agosto del 2023 era stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato a seguito di una violenta aggressione ai danni della moglie, che nell'occasione era stata colpita in testa con una teiera, riportando lesioni refertate in 8 giorni di prognosi. Dal racconto della donna era solo l'ultimo di una lunga serie di episodi che avevano portato la vittima a denunciare il marito per le continue violenze, minacce e vessazioni che si portavano avanti ormai da diversi anni. Giovedì scorso, con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, l'uomo è stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile e portato nella casa circondariale di Treviso, dove dovrà scontare oltre 2 anni di reclusione. E nel pomeriggio di ieri il questore di Treviso Alessandra Simone ha disposto l'accompagnamento al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo di un cittadino pakistano classe 1998, irregolare in Italia e gravato da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio. Il 27enne negli anni di permanenza a Treviso è stato più volte denunciato per piccoli furti e per danneggiamenti su autovetture in sosta. Nella giornata di ieri, a seguito del rifiuto dell'istanza ritirata di protezione internazionale, lo straniero è stato preso in carico dai poliziotti dell'ufficio immigrazione che, in esecuzione del provvedimento del questore, lo hanno accompagnato presso il centro di permanenza per i rimpatri per il suo definitivo allontanamento dal territorio nazionale. I carabinieri della stazione di Cessalto, al termine di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per furto un 32enne originario del Ghana, di fatto senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, nella serata del 15 settembre, insieme a un complice in corso di identificazione, si è introdotto nell'area RAE della ditta SME SPA di Via della Vittoria, dove ha asportato alcuni motori da frigoriferi accantonati in attesa di smaltimento. Il tempestivo intervento dei militari, allertati da una segnalazione giunta al 112, ha consentito di sorprendere e bloccare il soggetto, evitando che il furto fosse portato a compimento. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.